Incredibile scoperta archeologica a Domus de Maria. La violenta mareggiata del ciclone Harry ha appena riportato alla luce due antiche tombe fenicie sulla spiaggia di Sacolonia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti, lascia un like al video e scopriamo insieme i segreti della nostra Sardegna che riemergono dalla storia. Tutto è iniziato ieri pomeriggio sul litorale di Domus de Maria, quando una segnalazione ha fatto scattare l'intervento immediato dei carabinieri. Quella che sembrava una normale spiaggia dopo il maltempo si è trasformata in un sito archeologico a cielo aperto. I militari hanno subito messo in sicurezza l'arenile di Sacolonia a Domus de Maria, avviando le procedure per tutelare i beni culturali. Ma cosa hanno trovato esattamente i tecnici della soprintendenza durante il sopralluogo? Oltre alle due sepolture di epoca fenicia sono emersi diversi reperti storici, frammenti di un passato lontano, rimessi dal nulla, grazie alla forza del mare. È un evento straordinario che ci ricorda come la nostra terra, qui in Sardegna, custodisca tesori millenari proprio sotto i nostri piedi, a pochi passi dai luoghi che frequentiamo in estate. Attualmente l'area di Sacolonia è interdetta al pubblico in attesa degli scavi scientifici e del recupero dei reperti. Qual è il tuo pensiero su questa scoperta? Credi che la Sardegna nasconda ancora i suoi tesori più grandi sotto la sabbia? Se vuoi parlarne, io ci sono. E non dimenticarti di iscriverti e mettere like se il video ti è stato utile. Grazie per il supporto, ciao e alla prossima!